Autonomia, passo dopo passo, e il nuovo step arriva da Palazzo Balbi. Da qui il governatore Luca Zaia ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata in attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Il testo, elaborato dalla commissione di esperti nata dopo il referendum del 22 ottobre 2017, disegna, spiega Zaia, un innovativo percorso istituzionale che prevede la stipula di una intesa tra governo e regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. La legge delega prevede 8 articoli con i principi di carattere generale, composizione e modalità della commissione paritetica che dovrà predisporre i decreti legislativi e l'ambito di attribuzione e di competenza delle 23 materie. D'altronde lo stesso ministro veneto Stefani ieri alla Camera ha ricordato: un mio obiettivo è quello di poter predisporre delle leggi per la concessione dell'autonomia, tutte separate a seconda delle regioni. Si tratta di un'autonomia differenziata e tanto deve essere differenziata anche la risposta che viene data per ciascuna. Un'Erika Stefani che oggi a Roma ha incontrato invece i governatori nella conferenza delle regioni, sottolineando una priorità fondamentale in un settore chiave anche in Veneto. È ovvio che nella stabilità dovrà essere trattato il tema della sanità, è qualcosa di estremamente delicato perché va a incidere proprio su quelle che sono le esigenze forse più basilari che per una cittadinanza, e le regioni di certo alcune si trovano anche in una difficoltà di gestione di un bilancio con risorse sempre più ridotte e dovendo fare veramente gli eroi.